Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Tok Tok Sardegna. Sì, lo sappiamo, abbiamo saltato una settimana, ma siamo stati, diciamo, travolti anche noi dall'enorme flusso di notizie che sta arrivando in questo momento. Però siamo di nuovo qua a raccontarvi l'attualità in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno. Diretta dallo studio 2 di Torino, Emanuele Urru. In diretta dallo studio 3 di Monserrato, Piero Grimaldi. Ed è quindi con noi oggi ospite su Tok Tok Sardegna Ugo Poletti, che è direttore di The Odessa Journal, che è in diretta da Odessa qua con noi ospite. Buonasera direttore, grazie per essere con noi oggi. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, innanzitutto la prima domanda che le volevo dire, innanzitutto lei come sta e com'è la situazione lì ad Odessa dove lei si trova adesso? Personalmente come sta? Sto stanco morto, perché da quando è iniziata una guerra vi garantisco che è uno stress, che è preoccupazione, anche extra lavoro, quindi il sogno di poter un giorno dormire una giornata intera. Questo è il mio stato. A parte questo, al di là del fatto che stiamo vivendo un momento molto particolare, siamo sotto pressione, però devo anche dire che non ci possiamo lamentare, perché come voi potete sapere dalla cronaca, viviamo ancora in una città che è stata risparmiata da attacchi duri e cruenti come in città, dove tra l'altro io ho amici, conosco personalmente qualcuno che combatte in prima linea proprio contro gli invasori, per cui potete capire anche l'angoscia. Detto questo, sto bene e siamo qui a offrire un servizio, quindi cerco di dare un significato alla mia presenza da italiano Odessa, raccontando quello che stiamo vivendo, a volte raccontando cose che sono diverse da quelle che leggiamo sui giornali italiani. A proposito di questo, come si fa a recuperare, come fa lei recuperare notizie e soprattutto come fa a sapere che quelle notizie sono certe? È la stessa domanda che ho fatto al direttore di Libero, di Libero, volevo sapere invece la sua risposta, come fate fact checking? Allora, è molto difficile perché naturalmente io sto in una posizione di un giornale che prende notizie da fonte aperta. A differenza di altri giornali, il mio è un giornale online che si è strutturato nella gestione delle informazioni già a disposizione e nella loro traduzione. Questo era quello che mancava in questa città, un traduttore fondamentalmente con pezzi scritti anche da noi. Quindi ci vuole un po' di buonsenso, ci vuole la possibilità di incrociare le informazioni e la presenza qua aiuta molto perché, per esempio, non più tardi di poche ore fa, stamattina, tutti mi hanno chiamato dall'Italia spaventatissimi l'idea di un bombardamento a Odessa. Io sono qui e vi posso dire che non c'è stato un bombardamento a Odessa, quindi di news addirittura che inventano situazioni di guerra ce ne sono tantissime. Quindi la selezione è delicata, io mi rendo conto che molte delle mie fonti sono patriottiche, molte delle mie fonti esagerano alcune cifre, alcune cose e tendono a esaltare i successi e non gli insuccessi. Però dobbiamo lavorare con il materiale che abbiamo e quindi in questo momento abbiamo anche una fretta nel pubblicare le cose, cerchiamo di fare il possibile di non mettere cose che sono irrealistiche e facili da confutare. Le volevo chiedere, il confine più vicino a Odessa, come zona di conflitto vero e proprio, è anche la Transnistria, che dista più o meno 70 km da Odessa. Qual è la... Allora, Sì? riguardo ai confini, noi siamo vicini soprattutto alla Moldavia, che sono 60 km, e poi c'è invece un confine più lontano andando verso il cuore dell'Europa, c'è il Danubio e al di là del Danubio c'è la Romania. Peraltro entrambi questi confini sono aperti, quindi riusciamo ancora, chi vuole, a venire, entrare e a uscire. La Transnistria è ufficialmente una parte della Moldavia, ma di fatto una parte che si è resa autonoma e indipendente, una sorta di repubblica illegale, non riconosciuta dalle Nazioni Unite, che è riuscita a separarsi, se vogliamo, de facto dalla Moldavia, perché ci sono delle truppe russe presenti. C'è un grosso magazzino, un grosso deposito di armi Sovietico. sovietiche, esatto, e quelle truppe sono lì che hanno aiutato anche in maniera decisiva, diciamo, questa sorta di indipendenza, per cui la Moldavia ha totalmente perso il controllo,
di polizia e amministrazione di questo territorio. Questo territorio è alle spalle di Odessa, sembrerebbe quasi una spada puntata sulla città. Di fatto non è mai stata considerata una minaccia perché la guarnigione che c'è è una guarnigione, cioè non hanno unità di attacco, non sono abbastanza numerosi come presenza di soldati russi da poter minacciare. Si mettono il naso fuori, rischiano di essere eliminati nello spazio di poco tempo. Quindi loro sono lì in una posizione per il momento totalmente passiva. Il fronte invece di grande pressione, il fronte dove si combatte è questa città portuale che è, guardando la mappa, a destra di Odessa, cioè andando verso la Crimea, che sulle vostre mappe si chiama Mykolaiv, qui invece la chiamiamo Nikolaev, che è il vecchio nome. Comunque è una città su questo fiume Bug, con un porto fluviale, quindi molto diciamo, è una città cruciale perché l'esercito russo l'ha già investita da 10 giorni e non riesce a stanarli, non riesce a scacciare i difensori che combattono, sembra in maniera molto ben organizzata e col morale alto, però questa città rischia di essere distrutta e dilaniata come le altre che abbiamo visto nel resto dell'Ucraina. Però adesso la minaccia arriva fondamentalmente da lì. E poi tutti sognano, nel senso che non che se lo auspicano, ma che lo immaginano con la fantasia, un grande sbarco dal mare. Io continuo a ripetere da qualche giorno che non sono convinto di questa minaccia. Perché? 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 Perché gli sbarchi sono una cosa seria. Per fare uno sbarco devi preparare con un dovuto tempo un certo numero di truppe pronte a sbarcare e soprattutto sbarchi nel momento migliore, cioè quando ancora il nemico non si è preparato a difendersi. Loro non l'hanno messo evidentemente nel piano perché si aspettavano probabilmente di sconfiggere tutto il paese nell'arco di pochi giorni. Quindi Odessa non è stata considerata come una città da investire subito, come se potessero, diciamo, prenderla senza neanche combattere. Quindi se sbarco doveva essere i primi 2 giorni. Adesso diventa pericoloso e molto oneroso in termini di perdite. Uno. Certo. Due, come fai a conquistare una città di 1 milione di abitanti con 2000 fanti di marina? Queste sono le forze che c'hanno i russi. Cioè, se noi guardiamo gli sbarchi, quelli seri della seconda guerra mondiale, tipo la Sicilia o lo sbarco in Normandia, c'erano più di 100.000 uomini. I russi possono permettersi uno sbarco tattico, breve, piccolo, in supporto di truppe di terra, ma non possono pensare che con uno sbarco riescono a conquistare qualcosa di ragguardevole. Rischiano di essere annientati nello spazio di poche ore. Quindi le minacce dal Mar Nero è soltanto una minaccia eventuale. Il ruolo vero che esercita la flotta del Mar Nero è il blocco navale, quello sì. Cioè le navi che portano le ricche esportazioni dell'Ucraina sono bloccate nei porti in questo momento perché la flotta del Mar Nero non le fa passare. Se qualcuno prova a passare, come è successo qualche giorno fa, la affondano pure, hanno affondato un mercantile. Ed è successo mercantile turco. Senta, direttore, un'altra domanda in merito alla questione di Odessa. Odessa è una delle città con più anche abitanti di origine russa, comunque si parla russo, è una delle lingue comunque più parlate della zona, diciamo, dell'Ucraina. Ecco, io volevo fare una domanda in merito a un altro aspetto che è stato discusso al centro della guerra, ossia il ruolo della religione nel conflitto, visto che c'è stata la separazione tra il patriarca di Kiev e il patriarca di Mosca e ci sono stati anche degli scambi, anche se vogliamo abbastanza accesi. Il patriarca di Mosca ha appoggiato la guerra in Ucraina. Ecco, come anche i cittadini stanno vivendo questa diciamo, distanza, se vogliamo, anche dal punto di vista non solo politico ma anche spirituale all'interno del paese? Allora, una domanda molto complessa, ma che mi piace di ricevere perché è una domanda interessante che pochi giornalisti, vi faccio i complimenti in questo, hanno Ringraziamo posto. il nostro Giulio che ci ha suggerito Però la domanda alla nostra redazione. è una domanda molto interessante perché allora è molto difficile per me potervi dire qual è la reale influenza della Chiesa, delle chiese ortodosse in questo conflitto, perché prevale più uno spirito in questo momento, quello che io vedo, uno spirito nazionalistico, uno spirito di orgoglio che va al di fuori della confessione religiosa. Poi gli ucraini quando gridano Slava Ucraina, Grojan Slava, dicono anche Dio con noi nella loro lingua. Quindi
e quando sono passati l'altro giorno una scena molto commovente, diciamo un gruppo di macchine con dei caduti si sono tutti quanti inginocchiati ai bordi della strada e sono fatti il segno della croce. Quindi comunque la religione offre ancora un fortissimo richiamo simbolico, su questo non ho dubbio, per loro è una roba da rispettare, cioè bisogna rispettare la religione. È una questione proprio di omaggio ascendente, anche da chi non va mai in chiesa. Riguardo invece proprio alle due chiese, quella è una questione molto delicata. Perché? Perché qualche anno fa voi sapete che c'è stata la fondazione della Chiesa ucraina autocefala, hanno ricevuto i tomi dal patriarca di Costantinopoli e quindi si sono, diciamo, staccati dal patriarca Alexei di Mosca, che è chiaramente schierato, si vede, non lo nasconde, col governo russo. Schierato col governo russo perché la Chiesa ortodossa, per tradizione, è sempre stata una Chiesa molto filostatale. Molto filostatale, fin dai tempi dell'impero bizantino, era una chiesa che si metteva alla protezione dell'imperatore, invece la Chiesa cattolica ha avuto storicamente un'evoluzione completamente diversa, molto più autonoma, a volte anche in antagonismo con l'imperatore. Però cosa è successo? Io ho pensato, bene, allora si vede che tutte le parrocchie ucraine andranno sotto questa nuova chiesa autocefala. E in un articolo recente sono rimasto sconvolto dal leggere che ci sono ancora 12.000 parrocchie che ancora non hanno ancora abiurato, sono ancora rimaste, diciamo, tra quelle che riconoscono un'autorità religiosa, quella di Mosca, e quelle della Chiesa ucraina autocefala appena 700. Quindi, quindi in questa Chiesa ortodossa c'è un conservatorismo molto e un tradizionalismo molto forte. Questo è sempre stato così. Quindi questa operazione, se voleva, diciamo, in qualche modo rendere indipendente la Chiesa locale, è un'operazione che è riuscita ancora a metà. Forse adesso ci sarà un incentivo grazie alla guerra, però. Quindi alla fine cosa succede? Succede che la Chiesa ortodossa, queste 12.000 parrocchie che ancora sono di osservanza moscovita, rischiano di essere una quinta colonna, perché i preti di hanno scoperto qualche chiesa che dava disponibilità dei suoi spazi per stipare nelle cantine del materiale bellico che era stato preparato per i russi. Qualcuna l'hanno trovata. Poi non so dirvi, non ho letto altre notizie che confermino che siano state, diciamo, mobilitate in maniera, diciamo, decisa, anche perché rischiano la pelle, cioè alcuni preti sono stati buttati fuori dalla loro chiesa perché hanno detto qualcosa di favorevole ai russi. Questo è già successo. Quindi mi spiace non potervi dare una risposta completa, però il problema è molto interessante e molto serio. E magari lo approfondiremo anche noi nei nostri prossimi articoli. Manu. Bene. Sì, un altro effetto, per tornare alla politica dell'Ucraina, si è visto oggi che si sviluppa un effetto around the flag, direbbero gli inglesi, ovvero si stringe tutti addosso al presidente. Ci può dire, per quanto può essere breve, com'è stata, qual è la figura del presidente e secondo lei come andrà? Si è passata da un 20% a un oltre del 90% di appeal nei suoi confronti. Questo presidente è veramente un soggetto interessante. Io l'avevo studiato a lungo quando ero già qui, quando c'è stata la campagna elettorale, perché ho visto proprio l'evolversi e non ci volevo credere. E quello è stato anche un esempio di democrazia abbastanza libera, perché obiettivamente tutti gli osservatori consideravano che questa outsider della politica, totalmente privo di partito, cioè Zelensky vince la presidenza dell'Ucraina senza un partito, solo con la sua faccia. Tutti lo consideravano una candidatura, anch'io lo considero una candidatura di disturbo che non sarebbe arrivato al ballottaggio, perché i vecchi partiti, la vecchia struttura di potere non lo considerava dei suoi, quindi si è basato totalmente sulla sua reputazione, sulla sua fama, la fama che si era creata dalla sua attività attoriale. Di comico, di attore. Di attore, non è proprio un comico, è proprio un attore lui. Okay. Può essere
un Crozza, se vogliamo, quindi un attore che va al comico, però io poi ho visto anche proprio lo sceneggiato televisivo, o se dovete chiamare la serie televisiva, si trova su YouTube, potete guardarla anche con sottotitoli in inglese, molto divertente, fatto molto bene. Quindi questo uomo inizia... Ricordiamo che parlava di un uomo che diventava presidente. Allora, sì, la cosa affascinante perché la serie si chiama Servitore del Popolo e il partito di Zelensky oggi si chiama Servitore del Popolo, uguale. Cioè proprio lui ha usato come marketing elettorale, come biglietto da visita, una serie televisiva. Io ho cercato un paragone, cioè io mi sono immaginato se qualcuno, se in Italia non possiamo farlo, ma si votasse il capo della polizia, tutti votano Zingaretti, Montalbano, perché hanno visto la serie televisiva e hanno detto è bravo a fare il commissario, sicuramente sarà un ottimo capo della polizia. Cioè è stato questo il ragionamento, sconcertante, perché nella serie televisiva fa il professore di storia del liceo che finisce per sbaglio, per caso, a fare il presidente dell'Ucraina, perché i suoi video girati abusivamente dagli studenti in classe contro la corruzione fanno il giro di tutto il paese e poi alla fine lo votano. E quindi c'è questo personaggio che è un po' quasi fantoziano per certi versi, di un professore di storia puro che si trova circondato da un ambiente di corruzione che è quello ucraino, per cui è stato un po' come se vogliamo, una seduta psicologica del paese vedere questo divertente sceneggiato e ti innamori di questo personaggio che lui cerca in tutti i modi, anche con dei sotterfugi, con delle furbate, di sconfiggere vari potentati economici e vari sistemi di corruzione. Quindi loro votano questo personaggio perché dicono il film è bello, votiamo lui, semplice. E poi per una questione di una faccia giovane, non fa parte, abbiamo già visto queste cose noi in Italia, quando c'è un momento di disgusto totale della politica, si cerca uno che non è politico, come dire, questo farà meglio. Quindi lui è riuscito a farsi eleggere al 72% dei voti, grandissimo, una roba entusiasmante. Di lì a 2 mesi ha creato da zero un partito e ha preso la maggioranza del Parlamento. Quindi tutti dicevano, caspita, che cosa interessante. Poi una generazione nuova al potere, ha rotto gli schemi. Io ho visto dei potentissimi uomini politici di grandissimo livello di corruzione, qui a Odessa, non essere rieletti perché questo partito di Zelensky ha spazzato tutto, cioè ha scompaginato le regole. Però vi devo dire anche francamente che dopo un anno, come spesso si dice la luna di miele, cominciava a esserci una certa disaffezione perché non si vedeva un grande progresso. Del resto la gente non si rende conto che è molto difficile gestire un paese come questo, le riforme non si fanno in 3 mesi, neanche in 6, neanche in 10. Qualche errore l'ha fatto anche lui, secondo me, non vado nei dettagli, però c'è stato cominciava ad esserci un declino, una certa disaffezione. Infatti, esattamente un anno e qualche mese fa, in tutte le elezioni comunali, quindi parlo dell'autunno del 2020, 21. 2020, quindi poco più di un anno fa, tutti i suoi candidati nei consigli delle più grosse città, candidati sindaco, hanno preso una doccia fredda, nel senso che ormai c'era una sensazione di declino, anche se i suoi concorrenti più prossimi sono molto di più, c'è una grossa distanza come consenso elettorale. Ebbene, oggi stiamo vedendo la creazione di un eroe nazionale con un consenso del 99,99%. Perché? Innanzitutto perché è bravo, perché in una situazione di attacco da parte dei russi, quindi non un nemico molto, molto facile da digerire, quanti capi di Stato avrebbero retto in quella posizione con questa determinazione? Cioè, alcuni sarebbero veramente scappati per continuare all'estero. Quindi, chapeau di questo personaggio che si sta nascondendo, che ha un servizio di sicurezza che cerca di difenderlo, ma che è rimasto nel suo posto. Prima cosa. Seconda cosa, si sta dimostrando un comunicatore eccezionale, cioè di una grande abilità che ha conquistato i cuori del suo popolo, quindi adesso lui ha un consenso del 100%, e ha conquistato anche un'immagine pubblica internazionale invidiabile. Quindi
speriamo che questo rafforzamento, io spero ancora che la pace sia lì prossima, che non possa durare questa guerra molto, ma questo rafforzamento vada al servizio poi di riforme del paese, insomma, vediamo. Parlando proprio del modo comunicativo che ha caratterizzato Zelensky, secondo Sì. lei è evidente il suo passato anche televisivo per certe mosse che gli abbiamo visto fare? Sì. Sì, allora, il suo passato televisivo che entra, diciamo, è un vantaggio, per esempio, per la capacità di comunicare, l'abbiamo appena detto, però diventa anche un handicap per certi versi, perché lui non è soltanto un attore, è anche un uomo d'affari di successo, perché le sue produzioni in russo, perché lui parla russo a casa, e questo non lo dice nessuno, ve lo dico io, in famiglia, e durante la sua elezione, campagna elettorale di 3 anni fa, ancora non era capace di parlare l'ucraino, e questo rientra nella contraddizione di questo paese. Però lui non ha capacità di governo pregressa, cioè non ha esperienza, e il suo tallone di Achille credo che sia quello che è bravo a impersonare il ruolo, ma non altrettanto bravo a pianificare. Ma questo è anche un difetto del paese. Gli ucraini hanno una grossa difficoltà a pianificare. Non solo tu non riesci a prendere un appuntamento oltre una settimana. Se tu chiedi a una persona ci vediamo tra un mese, questo ti guarda con gli occhi storti e dice ma no, non posso mettere in agenda tra un mese. Tutto viene fatto da lì a pochi giorni. Purtroppo anche l'attività di governo subisce questo tipo di approccio, se vogliamo, alla giornata è un po' episodico. Un leader politico dovrebbe avere un piano a lungo termine o medio termine, lungo è molto difficile, però almeno cosa voglio realizzare da qui a 5 anni, da qui a 3 anni, e allora così c'è una bussola. Ho l'impressione che questo personaggio non ce l'abbia questa bussola, quindi ogni giorno reagisce a delle sollecitazioni, a delle iniziative, ma non sa cosa farà da qui a un mese. Senta, direttore, un'ultima domanda prima di salutarla. Le chiedo Sì. un po' una previsione in merito anche a quelle che potranno essere gli scenari futuri, quindi secondo lei come potrà svilupparsi il conflitto dalle fonti che ha lì sul luogo, e se secondo lei, vista anche la percezione che può avere in base a quello che appunto sta sentendo, se c'è la possibilità che si arrivi a una trattativa reale nei prossimi giorni. Ma io mi aggrappo a una speranza che cerco poi di puntellare con dei ragionamenti che mi sembrano logici. Naturalmente poi potrebbe esserci anche un pizzico di autoillusione. Però vedo un esercito russo in grandissimo affanno, demoralizzato, non motivato, con difficoltà anche di rifornimento e con una crisi di leadership mostruosa, perché se durante un'offensiva cambi tutti i vertici militari, 8 generali licenziati, poi licenzi anche i servizi di sicurezza perché hanno fatto una cattiva intelligence e hanno venduto un'immagine di una vittoria facile senza far vedere le criticità. Tutte queste cose qui fanno vedere una macchina militare in crisi. Poi chiaramente se prevale l'orgoglio, e l'orgoglio significa non molliamo, piuttosto che far brutta figura radiamo al suolo le città, allora ci aspettano tempi molto foschi. Però siccome abbiamo l'impressione, anche sulle notizie che noi pubblichiamo e che leggiamo per primi, che ci sia una crisi, che ci sia un Cremlino in subbuglio, che ci siano che non ci sia una compattezza, allora forse questo apre lo spiraglio a una negoziazione, cioè dei russi di chiudere questa brutta umiliazione prima che diventi ancora più pericolosa, cioè più onerosa economicamente e anche in termini di vite umane, e che vada a minare il consenso, che sicuramente è una grossa preoccupazione per Putin. E quindi se loro sono in questo mindset, allora sono pronti a negoziare e accettare come trofeo il riconoscimento di quelle 3 cose che hanno chiesto, che gli ucraini secondo me sono già disposti a concedere. Per salvargli la faccia, perché in queste guerre tra slavi bisogna sempre salvare la faccia alle persone, è una questione di orgoglio che noi sottovalutiamo perché siamo latini, abbastanza diplomatici e comunque disposti al compromesso, qui invece piuttosto si fanno ammazzare se devono perdere la faccia. Senta, qua per chiudere, lo so che è più un augurio che facciamo tutti quanti, il nostro format si chiama l'aperitivo, quindi se noi incontriamo il direttore Poletti ad Odessa,
Sì. il prima possibile. Cosa dovremmo offrirgli come aperitivo? Ma qui uno dei miei preferiti è il Mai Tai. Che spieghi per i nostri ascoltatori. Mai Tai è un cocktail, diciamo, con un sapore di menta e di rum, ma non è un mojito. C'è anche, diciamo, una parte di sciroppo d'arancio, quindi è un po' sciroppato e dolciastro. Questo, oppure un semplice Campari Spritz. Qui conoscono soltanto l'Aperol Spritz, ma anche il Campari Spritz lo si può trovare decentemente. Perfetto, allora questo sicuramente non l'avevo mai sentito, con l'augurio di incontrarla magari e sperando che la situazione lì in Ucraina sia migliorata. Direttore, la ringraziamo per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto quello che sta facendo lì in Ucraina e niente, buona fortuna, non mi viene anche da dirle. Crepi, per tutto il resto. grazie dell'intervista, è stato un piacere. Niente, allora a tutti voi l'augurio di una buona serata da parte nostra, restate collegati sui canali di Talk Sardegna. Un saluto in diretta da Torino da Alessandro Manno. Un saluto sempre da Torino, da Emanuele Orru. E un saluto da Monserrato, da Piero Grimaldi. E a tutti voi l'augurio quindi di una buona serata. Grazie a Matteo Toffoloni in Paritecnica e ci vediamo mercoledì prossimo.